molto bello, è stato tutto organizzato, io non sapevo nulla fino a pochi giorni fa, hanno organizzato tutto le mie cugine, deduco, ma dovrebbe essere così, per ricordare appunto mia sorella e Ale, che purtroppo quello che è successo, si sa, è passato ormai un anno, ma come se fosse passato poche ore, ancora non abbiamo capito bene quello che è successo, sono tutte esperienze nuove, quindi è anche difficile un po' capire un po' il tutto, ci mancano molto, è ovvio, e sperando nell'attesa sia fatta giustizia, si spera. Comunque una bellissima iniziativa, sono molto felice da una parte e molto triste dall'altra, purtroppo. Qual è l'ultimo ricordo che ti rimane forte di loro? Negli ultimi anni ero molto vicino a mia sorella, moltissimo, mi aiutava in tutto, ogni cosa chiedevo a lei, ero molto vicino, mi manca veramente tanto, eravamo molto uniti e Ale era molto unito a mia sorella e manca molto anche lui, so che si rendevano felici l'uno con l'altro, era quello che volevo essere io, una coppia felice come loro, semplici, naturali e bello. Cosa ti aspetti dall'inchiesta? Che speranze hai? La speranza è che tornino loro due, però questa cosa è impossibile. Più oggettivamente spero che almeno chi abbia fatto questa roba qua, che non si è ancora capito bene, paghi, ma non è neanche sinceramente insomma quello che voglio, dico quello che vogliono tutti, insomma io li vorrei solo mia sorella e Ale, tutto qua. Spero vada tutto bene, spero sia fatta giustizia.